Prosegue il nostro viaggio a scoperta dei personaggi che vivono a 360 gradi la montagna. Si parlava di Eyof e la fortuna è stata quella di intercettare Jacopo Mestroni, lui è direttore operativo di Promoturismo e direttore marketing, sempre appunto di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Grazie ovviamente Jacopo per essere in nostra compagnia. Grazie a voi della vostra presenza sui poli e di tutto quello che fate per la nostra montagna. Ecco, l'occasione per parlare del Piancavallo, perché siamo ospiti di questa bellissima località montana della ex provincia di Pordenone. Ecco, qual è il termometro della situazione e soprattutto le molteplici attività sportive, sciistiche, anche turistiche che in questo periodo i turisti e gli amanti della montagna possono fare. Il Piancavallo ci sta dando grandi soddisfazioni ormai da diverse stagioni. Abbracciamo una quantità di turisti eterogenea, importante ed eterogenea, nel senso che non abbiamo solo sciatori, abbiamo tantissimi appassionati di snowboard. Per le famiglie l'offerta è variegata, nel senso che c'è il palaghiaccio, c'è il palasport, ci sono ciaspolate, ci sono attività outdoor che possono essere fatte con diversi livelli di difficoltà, c'è la pista di fondo, per cui i numeri ci stanno dando ragione. Ecco, bisogna guardare anche al futuro, perché chiudiamo sicuramente questa stagione con degli alti e bassi, perché la neve non ci ha sicuramente dato manforte assistito, speriamo nei prossimi giorni. Ecco, che cosa Promoturismo prevede per il futuro per questa località? Devo dire che i nostri tecnici sono stati superlativi nel preparare la stagione finora, perché le condizioni meteo, come diceva lei, sono state difficili. Noi prevediamo un ulteriore sviluppo soprattutto per quanto riguarda l'ambito estivo e tutte le attività che si possono fare a livello bistagionale, quindi attività e infrastrutture che valgano sia per l'inverno sia per l'estate. Io ringrazio allora Jacopo Mestroni. Continua il nostro viaggio ovviamente, perché ci trasferiamo adesso a pochi metri di distanza e parleremo di polo sciistico proprio del Piancavallo stesso col suo responsabile Andrea Capovilla. Come promesso, allora siamo in compagnia di Andrea Capovilla, lui è responsabile del polo sciistico del Piancavallo. Allora Andrea, qual è il termometro della situazione? Ecco, giornate importanti queste per gli amanti della montagna e soprattutto per chi vuole assaporare qualche ora all'aria aperta e soprattutto praticare gli sci, anche in prospettiva poi di Eyof. Sì, assolutamente. Stiamo riscontrando una risposta importante turistica, perché i numeri, al di là delle condizioni meteo, della scarsa visibilità, delle temperature alte, sono confortanti. Abbiamo medie superiori ai 2500 primi ingressi al giorno. Ecco, importante, ma soprattutto anche far vedere una località come Piancavallo, insomma, con tutta la sua bellezza, anche perché mancano veramente pochi giorni all'evento dell'anno, questo Festival Olimpico della Gioventù con proprio i giochi sportivi invernali. Ecco, che situazione si respira e soprattutto che prospettive voi vedete? Allora, c'è sicuramente entusiasmo e impegno da parte di tutti per fare del nostro meglio come sempre per affrontare l'impegno dell'anno sportivo della regione con queste. Ovviamente le condizioni meteo mettono alla prova la capacità da parte dei tecnici di tirar fuori certe piste idonee per discipline tipo i salti e quant'altro, perché al momento la condizione neve è limitata. Però non disperiamo, anzi siamo ben propositivi nel trovare le soluzioni. Uno dei new gara, Stefano Secco, parlava di oggi guardiamo insomma i giovani che diventeranno i campioni del futuro. Tu che di sport te ne intendi, ovviamente indossi gli sci spesso, ecco, puoi darci un po' lo scenario futuro degli sport invernali? Allora, su tutti gli sport invernali e non solo, i campionati giovanili sono veramente il nido, la partenza dei campioni futuri, quindi sicuramente un evento a livello europeo di questa natura avrà tra i primi classificati quelli che un giorno saranno intervistati per i campionati del mondo, ovviamente. Grazie allora ad Andrea Capovilla. Prosegue ovviamente il nostro tour. Abbiamo parlato di polo sciistico e allora con Michele Scaramuzza, che lui è il presidente dell'associazione Panorama, lo sci che insomma diventa proprio il tempio, e qui Piancavallo insomma lo dimostra. Andiamo proprio ad addentrarci in quello che sarà l'evento poi dell'anno del 2023, Eyof e i suoi insomma campioni. Tanta attesa, a tra pochissimo, e grazie intanto Andrea. Grazie, venite a trovarci.
chi meglio effettivamente di chi coordina la manifestazione di EIOF può raccontarci che situazione si sta vivendo qui a Piancavallo e qual è l'attesa. Qui Michele Scaramuzza, presidente dello Sci Club Panorama, un po' il deus ex machina, colui che ti sta tirando un po' le fila, e non è l'unico, insomma, di questa manifestazione. Michele, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie, buongiorno a tutti. La macchina organizzativa è già partita, è stata rodata l'anno scorso in occasione della Coppa del Mondo di snowboard. Quindi abbiamo messo a punto i punti critici di quell'evento. Abbiamo contattato e hanno dato disponibilità ormai circa una settantina di volontari, e questo per noi è fondamentale per la riuscita dell'evento, perché una settimana di gara è molto impegnativa. Come volontari abbiamo trovato e abbiamo chiesto ai vari sci club, e tutti hanno aderito in maniera molto positiva, e il bello di questa manifestazione è proprio l'unione e il gioco che si forma tra le società sportive. E ci serviranno circa 20 volontari in pista, i cosiddetti lisciatori, quando gli atleti scendono devono poi successivamente passare per lisciare la pista, una decina come controllo delle porte, e poi 5 alla partenza e 5 all'arrivo, più la segreteria e servizi vari in loco. Quindi numeri importanti. Numeri importanti, e devo dire che la risposta è stata molto positiva da parte di tutti gli sci club, e questo è molto positivo. Ci si scontra durante l'anno tra sci club, le gare, però quando si è in momenti come questi si forma veramente un bel gioco di squadra fra tutti. Come si diceva, pochi giorni ci separano dalla manifestazione dell'anno. Ecco, qual è il suo auspicio? Allora, intanto la questione meteorologica e la neve e il freddo speriamo che arrivi, ammesso la prossima settimana, quindi questo è fondamentale, che ci siano delle belle giornate, in modo che questi ragazzi vivano questa loro esperienza unica, e che poi li prospetti poi a partecipare alle vere Olimpiadi invernali. Sono tutti ragazzi di 14-18 anni che aspirano a risultati, sicuramente a una carriera importante, e questo è proprio il primo passo per loro. Ecco, parlando proprio di sport invernali, lei si occupa di sci. Ecco, in Friuli Venezia Giulia, nel Pordenonese, diciamo nel Triveneto, dove si può praticare effettivamente lo sci, ecco, che situazione vede, soprattutto qual è diciamo, la possibilità di fare questo tipo di sport, e quali sono anche le prospettive per il futuro? Sì, Piancavallo è la meta ideale per gli amanti degli sport invernali e dell'attività all'aperto. È in grado di soddisfare qualunque esigenza e qualunque disciplina. Piancavallo ospita a circa 26 km di pista di discesa, 2 anelli di sci di fondo, un palaghiaccio, e possibilità di fare anche sci alpinismo e snowboard. Per quanto riguarda l'attività in genere, abbiamo 10 sci club qui in provincia, molto attivi, i numeri sono molto importanti anche di questa stagione, nonostante non sia tanta neve, però hanno i corsi di sci pieni. Da domani parte l'attività agonistica regionale, e speriamo di ottenere risultati positivi come negli anni precedenti. Incrociamo le dita che tutto possa andare per il meglio. Sì, questo sì. La neve e il freddo è fondamentale, per questo purtroppo il nostro sport è molto legato, lavoriamo tutto l'anno, poi trovarci in queste situazioni un po' ci demotiva anche, però la passione della neve ci porta avanti e ci fa superare anche questo momento un po' difficile. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle località montane che tra qualche giorno ospiteranno EIOF, il Festival Olimpico della Gioventù, che
apre insomma la stagione invernale con diverse discipline importanti, lo snowboard, lo sci, poi addirittura abbiamo visto anche a Clout l'evoluzione del curling, un altro sport che va particolarmente di moda. Siamo a Piancavallo è questa ridente località turistica del Friuli Venezia Giulia, dell'ex provincia di Pordenone, ma soprattutto di Aviano. Allora chi meglio del assessore con delega al turismo Andrea Menegoz può raccontarci che aspettative, che situazione, qual è il termometro effettivamente del momento a pochissimi giorni, come si diceva, dall'inizio di questa competizione internazionale. Assessore, grazie per essere in nostra compagnia. E allora qual è il termometro? Vogliamo sentire dalla sua bocca. Sì, non possiamo che essere contenti che la Regione abbia voluto investire così tanto su un evento di carattere internazionale, quindi che darà enorme lustro alla località di Piancavallo, ma non solo. Sappiamo che nel contesto dell'ex provincia di Pordenone è coinvolto anche Clout, per cui un territorio esteso che viene toccato da una manifestazione estremamente importante. Piancavallo in particolare sarà toccato dallo snowboard, discipline alpino e cross, per cui anche una disciplina che sicuramente attirerà anche molti giovani interessati a venire a scoprire e a vedere le evoluzioni delle gare, per cui assolutamente siamo pronti ad accogliere le diverse nazioni provenienti appunto da tutte le parti di Europa e del mondo coinvolte, e speriamo assolutamente che un po' nevichi e che sicuramente venga un evento alla portata di Piancavallo. Assessore, dovrebbe nevicare nei prossimi giorni, io incrocio sempre le dita, ecco, eventualmente ci sono dei piani A, B, C, no, per ovviare al problema, qualora la neve non dovesse arrivare. Certamente, si è già visto. Stiamo tenendo sott'occhio il termometro effettivamente, quindi dalla prossima settimana le temperature dovrebbero calare. Sappiamo che Piancavallo è dotata di un ottimo sistema di innevamento artificiale, per cui il piano B è presente, però puntiamo sempre al piano A, che è quello più bello. Senta, si parlava di Piancavallo, di possibilità di fare turismo, questo sport che ha avuto un impulso, lo snowboard, lo sci. Ecco, quali sono gli investimenti che come amministrazione, voi siete giovani, avete da pochi mesi ereditato insomma il comune, andrete a fare da qui ai prossimi anni per sviluppare effettivamente le possibilità di fare turismo e di fare soprattutto sport qui a Piancavallo? Certo. Allora, quando ci siamo insediati abbiamo subito preso polso della situazione, confrontandoci con gli operatori del territorio di Piancavallo, scoprendo una realtà che da un punto di vista sportivo funziona molto bene, per cui c'è una strada tracciata che va sicuramente perseguita. Mancava, potremmo dire, un sistema di servizi. Questa è una lamentela che abbiamo notato e che forse negli anni passati è venuta meno. Ecco, in poco meno di 6 mesi siamo intervenuti sul sistema dei servizi, portando un effettivo sistema di trasporto scolastico in Piancavallo, che rappresenta un evento storico, potremmo dire, per la località, perché mai era esistito uno scuolabus che facesse la tratta Aviano-Pradeplana, Piancavallo e ritorno per le famiglie, quindi dando un servizio effettivo concreto, un aiuto concreto alle famiglie che vivono sul territorio di Piancavallo, con l'obiettivo di rendere questa località non più vissuta 6 mesi, i 3 mesi della stagione invernale e quelli della stagione estiva, ma una stazione vissuta 365 giorni l'anno. C'è poi un interesse effettivamente concreto nello spingere, questo sì dal punto di vista sportivo, quelli che sono gli sport inclusivi, e quindi rendere Piancavallo maggiormente inclusiva. Da questo punto di vista abbiamo avuto la possibilità di metterci subito alla prova. Infatti a luglio, quindi nel momento in cui ci eravamo da pochissimo insediati, abbiamo ospitato i ragazzi mio figlio ha una 4 ruote provenienti dal Policlinico di Milano, dimostrando che Piancavallo può essere frequentata anche da persone in sedia a rotelle, quindi c'è la possibilità di affrontare tutta una serie di sentieri estivi, ma non solo, nel periodo estivo, e quindi una località che si può prestare anche ad un turismo di quel tipo, a un turismo inclusivo. Ecco, come siamo invece con le strutture ricettive, soprattutto che cosa le hanno detto in questi mesi, ecco, gli albergatori, chi ha invece delle stanze da offrire effettivamente ai turisti che arrivano in quota? Allora, gli operatori sono effettivamente contenti della situazione. Negli ultimi
3 anni, potremmo dire, cioè a partire dalla situazione creatasi con il Covid, Piancavallo ha vissuto un enorme slancio, vissuto dalla riscoperta di questa località da tutte quelle persone che vivevano nella prossimità del territorio e che, potendosi effettivamente, come ricordiamo, muovere solo nelle vicinanze, si sono trovati a riscoprire la località. E questa situazione, dove Piancavallo è piena effettivamente di turisti, dimostra che la capacità, la bravura degli operatori è stata quella di non solo attirarli in quel periodo, ma di mantenere una linea positiva e quindi di mantenere l'attrazione di Piancavallo rispetto a queste persone. Sappiamo benissimo, perché lo abbiamo visto, che anche il Parco Hotel sta vivendo una ristrutturazione, per cui c'è anche voglia di investire sul Piancavallo. Le stanze, gli appartamenti hanno vissuto una crescita, per cui c'è voglia di investire e questo lo dimostra. E noi dobbiamo perseguire questa strada assolutamente. Come amministrazione deve essere il nostro compito quello di creare una situazione favorevole affinché, attraverso nuovi servizi come quello dello scuolabus, le persone scelgano di investire in Piancavallo. Questo è sicuramente importante. Io ringrazio l'assessore Andrea Menegozzo per essere stato in nostra compagnia. Parlavamo di sci, ma c'è anche lo snowboard molto importante, e uno degli Avenue gara è sicuramente Stefano Secco. Lui non è potuto venire a Piancavallo per motivi ed impegni lavorativi, ma ci ha raggiunto in via telematica. È uno dei responsabili ovviamente della gara in Piancavallo, uno dei responsabili proprio di EIOF 2023. Grazie per essere in nostra compagnia, Stefano. Grazie a voi per averci invitato e per dare spazio a questa importantissima manifestazione che ospitiamo nella nostra bellissima regione. È il caso di dire che vedremo in gara proprio a Piancavallo, nello snowboard, i giovani che saranno poi i campioni del futuro. Sicuramente sì, per quel che riguarda proprio la disciplina dello snowboard, le età coinvolte 2005 e 2006 sono già tutti atleti che partecipano a gare sia di Coppa Europa e sia a gare anche di Coppa del Mondo, e quindi chi vedremo in gara agli EIOF a Piancavallo sicuramente saranno più o meno gli stessi atleti che poi vedremo in Coppa del Mondo e sicuramente alle Olimpiadi di Milano Cortina. Problema della neve, incrociamo le dita perché le temperature possano abbassarsi e possa anche insomma nevicare senza bisogno di attivare troppo i cannoni che appunto sparano la neve stessa. Qual è allora, diciamo così, il piano qualora effettivamente ciò non dovesse avvenire, ovvero che le temperature dovessero restare così alte? Ma allora diciamo che c'è un costante dialogo con Promoturismo, che è delegata all'attività e operatività all'interno delle piste per quel che riguarda l'innevamento. Ci sono tra virgolette queste criticità, ma per noi insomma stiamo fiduciosi e soprattutto abbiamo attivato anche delle procedure per fare in maniera che le manifestazioni vengano comunque fatte. Ecco, questo è comunque già in essere già dall'inizio, insomma, nel momento in cui uno prende in mano una manifestazione del genere deve avviare anche delle, come dire, dei piani B per trovare la soluzione per portare a casa le gare. Ecco, però noi siamo fiduciosi e siamo tutti sul pezzo per fare in maniera che questa cosa venga, tra virgolette, portata a termine. C'è grande attesa per EIOF 2023. Qual è il vostro auspicio a livello proprio di comitato organizzatore della gara? Ma direi che la scelta fatta sia dalla regione sia dal comitato organizzatore di dare visibilità a tutta la regione è una scelta vincente, nel senso che l'auspicio è che sia un biglietto da visita importante non solo a livello di capacità organizzativa, che comunque è una macchina che è già da 2 anni che si sta muovendo per mettere in moto questo evento, ma soprattutto far capire che noi come regione e soprattutto come proprio impegno siamo riusciti a portare le manifestazioni su tutto il territorio della regione. Questo non è da poco, è la prima volta che una manifestazione tipo EIOF viene e si svolge su tutto il territorio regionale. Questo credo che sia importante e sarà un ritorno anche molto importante a livello di immagine, sia dal punto di vista chiaramente regionale, ma anche proprio dalle capacità organizzative di chi si è impegnato, in primis la regione, Promoturismo e il comitato organizzatore. Si parlava dell'importanza di questa ridente
località turistica avianese, il Piancavallo stesso, che futuro vedete? Credo che Piancavallo possa avere uno sviluppo a livello agonistico molto importante, perché il vantaggio che ha Piancavallo, secondo me, è quello di avere il territorio nell'arco di 30 km dove c'è città come Pordenone, ci sono città come Vittorio Veneto, altre città importanti, quindi l'afflusso di pubblico anche locale è un afflusso di pubblico che può avvenire in maniera abbastanza facile. Poi chiaramente a livello tecnico le piste di Piancavallo si adeguano in maniera direi quasi perfetta per quel che mi riguarda, per la mia disciplina. L'anno scorso si è svolta una tappa di Coppa del Mondo e quindi voglio dire ci sono tutte le carte per portare avanti quello che può essere veramente un futuro interessante a livello agonistico. Ricordiamoci che le manifestazioni agonistiche in sé sì, sono un costo importante, però sono anche un veicolo importante a livello di promozione sia del territorio ma anche delle capacità proprio di chi si mette ad organizzare questo tipo di eventi. Non dimentico il fondo, che secondo me Piancavallo può avere un ottimo sviluppo anche per lo sci di fondo e anche lo sci alpino. Già da anni, negli anni passati, lo sci alpino a Piancavallo ha portato manifestazioni di carattere veramente importante, quindi direi una località che si potrebbe prestare a tutto tondo proprio all'ambiente racing. Lei si intende di sport invernali a 360 gradi, ma è specializzato nello snowboard. Qual è il termometro di questo sport? Ma allora a livello nazionale direi che la nostra squadra nazionale è una delle migliori di tutte le squadre nazionali che abbiamo all'interno della FISI, a livello di risultati e soprattutto anche a livello di risultati in funzione del numero di atleti partecipanti, quindi con una bassa percentuale di atleti abbiamo risultati molto alti. Questo è merito sicuramente del lavoro fatto in federazione. Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di portare sempre più ragazzi giovani a sviluppare un po' queste discipline per poi arrivare a livelli sempre più alti e portare a casa magari qualche medaglia olimpica o ai campionati del mondo. Allora grazie Stefano per essere stato in nostra compagnia, sicuramente ci vedremo nei terreni di gara e che EIOF possa portare a Piancavallo ma in tutto il Friuli Venezia Giulia il massimo dell'entusiasmo e soprattutto anche la massima visibilità possibile. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi ancora e in bocca al lupo e che tutto vada avanti per il meglio. Grazie mille, a presto.